Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, cosa è effettivamente in ballo il 22 e il 23 marzo col referendum sulla riforma della giustizia? Perché sì, ci sono gli argomenti, singoli argomenti tecnici che poi non sono tecnici, sono importantissimi per la convivenza civile di tutti noi, separazione delle carriere, spezzare il morbo delle correnti al CSM, l'alta corte disciplinare autonoma, tutto vero, però a monte c'è anche un problema culturale, di che modello di giustizia, ma anche di filosofia del diritto, di concezione proprio della polis abbiamo a monte, e ce l'ha spiegato come meglio non si potrebbe un idolo del fronte del no, il magistrato Henry John Woodcock, in una intervista a altissimo tasso di garantismo, con Michele Santoro, perché Robespierre era indisponibile al momento, ma sarebbe stato il più moderato dei tre. Ma a parte le battute, andiamo alla sostanza, perché è sufficiente quella per inquietarsi. Woodcock stava spiegando la sua concezione di giustizia e di svolgimento del processo e ha regalato le seguenti perle. La verità è che il vero protagonista del processo è l'imputato. Sì, certo, noi speriamo sia l'accertamento della verità, perché sennò potrebbe venire il sospetto che qualche magistrato, non Woodcock nella sua carriera, faccia inchieste in base alla notorietà dell'imputato stesso, no? Per avere poi il risalto, ma sono malignità da persone per male, direbbe Gratteri. Proseguiamo invece nel pensiero di Woodcock. Nella mia prospettiva, e questa è sempre stata la mia idea, attenzione perché da qui in poi ogni parola che segue ha il peso di un macigno, il processo serve a dimostrare non la colpevolezza, ma l'innocenza dell'imputato. Ma fermi un attimo, il processo in Italia, che risulta ancora uno Stato di diritto con tutti i suoi difetti, una democrazia liberale, non risulta ancora siano arrivati gli ayatollah in Italia, anzi grazie a Dio sono in difficoltà anche in Iran, che se ne dica, ma comunque in Italia, secondo Woodcock, il processo serve a dimostrare l'innocenza dell'imputato, cioè è il capovolgimento integrale dell'architrave elementare di ogni civiltà giuridica occidentale vagamente accettabile, che si chiama presunzione di non colpevolezza. Visto che pochi secondi prima Woodcock aveva magnificato la Costituzione, che è ormai per lor signori un suono vuoto che usano per riconoscersi a vicenda come parte dei buoni, ma poi bisogna leggerla la Costituzione, no? Poi bisogna ricordarsi dell'articolo 27, la responsabilità penale è personale, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Quindi col cazzo che dovete dimostrare, cioè che devo dimostrare che sono innocente. Io parto da innocente. Io parto innocente perché c'è stato Cesare Beccaria tra le altre cose. Poi c'è un dibattimento dove si spera l'accusa e il mio difensore sono sullo stesso piano e l'accusa non è invece, come diceva tra gli altri Falcone, parente di chi giudica. Mi condannate in primo grado, sono ancora innocente, decido di fare appello, andiamo in appello, si svolge un analogo dibattimento, mi ricondannate in appello, sono ancora innocente, andiamo al terzo grado di giudizio, se ho una condanna definitiva sono colpevole. Così ci risultava funzionasse, anche perché tra le altre cose il principio di non colpevolezza innesca delle subordinate anch'esse non proprio secondarie, no? Per una civiltà che si vuole liberale e di garanzie minime per gli indagati, imputati, cittadini. Anzitutto il fatto che la custodia cautelare, diciamo l'arresto prima della sentenza e via dicendo, deve essere un'eccezione, non la regola. Poi sappiamo che dal 1992 invece in Italia spesso è diventata la regola, ma è una stortura che è accaduta dopo da un punto di vista del principio, invece dovrebbe essere un'eccezione. Le sentenze non definitive non rendono il soggetto colpevole. E in caso di dubbio sulla colpevolezza l'imputato deve essere assolto. C'è anche il principio del ragionevole dubbio, discende da un punto di vista filosofico e logico dalla presunzione di non colpevolezza, cioè il
processo, per come l'hanno pensato anzitutto i padri costituenti, che Santoro e Vulco che hanno citato in pie sospinto nella loro chiacchierata, nel processo l'imputato parte innocente, è onere dell'accusa dimostrare la sua colpevolezza. No, se veniamo meno da questa frontiera minima, capite che la domanda è: ma alcuni, non tutti ovviamente, alcuni di coloro che amministrano la giustizia in questo momento mentre vi sto parlando, che diavolo di idea di giustizia hanno? Cioè è più vicino all'Occidente o è più vicino a Teheran l'idea di giustizia che hanno? È in ballo anche questo, forse è in ballo soprattutto questo al referendum. Quindi quando andrete a votare ricordatevi che un campione del fronte del no pensa che voi siate diciamo che valga una presunzione di colpevolezza, che voi siate colpevoli nel momento in cui varcate la soglia di un tribunale, dobbiate dimostrare l'innocenza. Teheran, no grazie. Grazie a tutti invece, a presto.